lavoro in miniera durante i 4 secoli della dominazione aragonese e spagnola in Sardegna. Metteremo in evidenza le principali novità introdotte. Nel 1323 il dominio dei re di Aragona si estende anche all'area dell'Iglesiente. Le miniere e le fonderie marciavano a pieno regime. I nuovi dominatori tengono in vigore il complesso delle leggi contenute nel Breve di Villa di Chiesa che regolavano l'attività, le stesse figure, uguale il sistema di controllo, con alcune ristrutturazioni imposte dal regnante al quarto libro del Breve. Cambierà solamente la destinazione del prodotto, l'argento. Quando governavano i Pisani, ricorderete, veniva trasportato a Cagliari e destinato al mercato mondiale. In epoca aragonese e spagnola tutto il prodotto sarà invece destinato alla Zecca di Iglesias, sotto lo stretto controllo della corona. La proprietà delle miniere, prima distinta da quella del suolo, diverrà, come sotto la dominazione dei Romani, proprietà dello Stato. In forza di tal diritto, detto di regalia, scrive Quintino Sella, quando lo Stato non faceva lavorare esso stesso le miniere, ne riconosceva l'esercizio a privati mediante un canone annuo o dei tributi, per lo più in proporzione alle produzioni effettuate. Il sistema introdotto resterà in vigore sino alla prima metà del XV secolo. La grande esperienza maturata dalle maestranze e la puntuale organizzazione del lavoro indussero gli spagnoli nel 1420 a mettere sotto la salvaguardia del re tutto l'esercizio dell'industria mineraria. Possiamo dire che da questa data è soffocata la libera iniziativa del settore. I permessi per scavare il minerale e per effettuare i tagli del legname saranno obbligatori in tutta l'isola, da Alghero alla Barbagia, dal Sarbus Gerrei al Sulcis. L'esperienza maturata dalle maestranze e la grande organizzazione del lavoro porteranno anche a nuove iniziative che vedremo più avanti. In modo particolare le tasse da corrispondere al regio fisco, tasse imponenti nella maggior parte dei casi, pari al 10% del prodotto brutto, che sale al 20% quando invece si parlerà di prodotto netto. È interessante adesso tentare di ricostruire anche in maniera intuitiva le condizioni in cui hanno operato i minatori in questi 4 secoli. L'attività ha subito restrizioni imposte dalle crisi frequenti, ma gli operatori, forti delle tecniche sempre più evolute nell'arte mineraria e nello sgombero del minerale abbattuto, hanno trasportato il settore sino all'Evo moderno. Nello scavo di pozzi e gallerie, sino a tutto il XVII secolo, i minatori sardi per abbattere la roccia continuavano a usare il fuoco e il raffreddamento con l'acqua. Gli scavi saranno prevalentemente verticali. Per facilitare la discesa e la risalita nei pozzi, per il personale, i materiali e per l'estrazione del minerale viene introdotto l'uso dell'argano. I tratti orizzontali franosi vengono invece messi in sicurezza con possenti armature in legno. Al picconiere si affianca la figura dell'armatore. In questo lasso di tempo la ricerca di filoni mineralizzati, sperimentata con nuove tecniche di scavo nel sottosuolo, ma anche all'esterno. Migliorano i processi di arricchimento del minerale con l'utilizzo dell'acqua e dei crivelli ad acqua, che possono contare su un sempre più perfezionata frantumazione e sulla cernita effettuata dalla manodopera femminile che compare nei lavori minerari. Come ho accennato poc'anzi, forse per una ragione economica, il basso costo del legname, nelle miniere sarde in questo periodo non viene utilizzata per gli scavi la polvere da sparo, in uso in Germania, per esempio ad Anz, sino dal 1620. Nella prossima pillola analizzeremo il periodo sabaudo. Vi ringrazio.